Io una settimana fa circa ho reputato giusto informare la mia popolazione, anche perché io oltre a essere sindaco sono anche insegnante nella scuola del paese, quindi mi sentivo veramente molto responsabile per la situazione che si sarebbe venuta a creare con la mia positività. Una settimana fa la scoperta di un caso di positività al Covid all'interno del municipio di Lamon ha fatto scattare tutte le procedure necessarie, contact tracing da una parte, igienizzazione dei locali dall'altra. Per la prima cittadina il responso positivo è coinciso con la sospensione dell'attività amministrativa e di quella professionale di maestra elementare. A livello di scuola che a livello di municipio sono state attivate tutte le procedure previste dal protocollo e al momento sembra che tutto sia sotto controllo. Per quanto riguarda la scuola, i bambini della mia classe sono stati inviati quasi tutti a fare il primo tampone veloce, soprattutto i bambini che avevano dei genitori che lavorano all'interno delle strutture come la casa di riposo, l'ospedale, il centro di riabilitazione e l'ospedale di Feltre. La situazione del contagio alla Monna è in evoluzione, i casi stanno aumentando, ma fortunatamente sono quasi tutti asintomatici o con sintomi lievi. Il territorio è molto vasto, tuttavia grazie alla sinergia con l'ULSS e la Protezione Civile è stata attivata una rete di sostegno per chi ha necessità. La comunità stessa è servizio per la collettività, dice con orgoglio la sindaca, che informa pure sulla situazione della RSA e del rinomato centro di riabilitazione che fino ad ora sono Covid-free. Quello che io spero e mi raccomando è cercare di fare molta attenzione a tutte le norme e le regole che vengono date, soprattutto per quanto riguarda la vita al di fuori degli ambienti di lavoro, perché negli ambienti di lavoro sono applicati tutti quanti i vari protocolli a seconda del luogo di lavoro e quindi la rigidità e il controllo è molto stretto. Quello che rischiamo un pochettino forse di perdere il controllo è nella nostra vita extra lavorativa.